Ma devo dire che quando abbiamo l'opportunità, come oggi, di incontrare questi ragazzi che con molta disponibilità entrano nella formazione, sapendo che è la strada che oggi può più di qualsiasi altra rendere possibile la collocazione nel mercato del lavoro, diventa anche entusiasmante. Vedere poi che questi giovani in parte direttamente affluiscono all'istituto tecnico, adottando già la riforma Gelmini, e altri hanno già la possibilità di entrare nelle aziende. In una situazione di crisi come questa diventa un dato di estrema rilevanza. E la riprova che oggi qui si incontrano anche con le imprese che aspettano di metterli in lavoro e con quelli che li hanno già presso le loro attività imprenditoriali. E la riprova di come la formazione è stata in questi anni importantissima per il Veneto, ma che è oggi la risposta più contingente. Le famiglie per il prossimo anno scolastico raddoppiano la richiesta di iscrizione ai centri di formazione professionale, perché le famiglie si rendono conto che laureare i figli, diplomare i figli non è sinonimo di occupazione, mentre frequentando i centri e avendo la possibilità di constatare che laddove i centri riescono a formare, come succede in realtà di tutti i centri della nostra regione, è un dato di garanzia, che è di più della speranza, ma di una possibilità di collocamento all'interno di una realtà drammatica da questo punto di vista. Bene che per quest'anno abbiamo potuto mantenere a bilancio con grande fatica le risorse per la formazione, senza nessun taglio, senza nessuna riduzione, cosa straordinaria, perché in altra parte con la riduzione delle entrate da parte dello Stato abbiamo dovuto farlo, e abbiamo potuto confermare gli interessi da riconoscere laddove ci siano ritardi nei finanziamenti, e stiamo lavorando fortemente per dar vita alla nuova legge sull'educazione complessiva nella realtà della nostra regione. Ecco, sono quelle cose che il mondo della formazione si aspetta e che noi dobbiamo, come responsabili della regione, riuscire a portare a compimento, sapendo che la sfida oggi è il lavoro. Accanto al lavoro c'è il discorso delle imprese, ma l'importante è che i lavoratori siano adeguatamente preparati e formati per la sfida del mercato di oggi e di domani. Ecco, oggi siamo stati confortati dal vedere questi giovani, questi ragazzi che in questi centri ottengono quello che è l'elemento fondamentale del nostro percorso lavorativo. Sanno che qui imparano, apprendono e sono pronti a dare una risposta associativa per loro e per le loro famiglie. Credo che questa è la constatazione più positiva del lavoro che viene fatto e che speriamo sia allargato per il bene della nostra collettività.